Buongiorno cari amici, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in blu. Oggi è giovedì 17 dicembre, ormai siamo vicini a Natale che cade venerdì della settimana prossima. Io sono Luigi Guglielmi, giornalista dell'Amico del Popolo. Noi come al solito conduciamo questa rassegna stampa sulle frequenze di Radio Piave in blu, tutta bellunese la nostra Radio Piave. Dunque, oggi vorrei iniziare questa rassegna con un saluto velocissimo. Lo vorrei fare a Graziella, una persona che ci segue sempre, ci segue in rassegna, non so se in radio o sui canali social. Ieri sui canali social nostri su Facebook ci ha raccontato la sua sofferenza, la sua angoscia personale legata a questa situazione di coronavirus e così insomma viene da essere vicini a tutte le persone che in questo momento hanno parenti, amici in difficoltà a causa di questa terribile pandemia che sta mettendo veramente a dura prova l'Italia, ma in questo momento il Veneto e la provincia di Belluno. Quindi Graziella, benvenuta a questa nostra rassegna stampa e con lei ovviamente benvenuti a tutti voi che ci state ascoltando. Allora parto subito dal titolo principale, dal titolo di apertura del Corriere delle Alpi, che ci obbliga a una riflessione. È a tutta larghezza della pagina. Il titolo è questo, virgolette: se non lo fa Roma, chiudo io. Avete già capito chi è che dice questa frase? È Zaia, il presidente della regione, chiede al governo la zona rossa verso il blocco nei festivi e prefestivi. Resta il nodo del prossimo weekend. Allora io mi sento in obbligo però di fare qui una riflessione, perché queste nostre rassegne stampa devono essere anche un tentativo di lettura dei fatti. Io non posso solo limitarmi a leggervi i titoli, devo anche dirvi cosa suscitano in noi giornalisti che stiamo cercando di seguire un po' le cose per cercare anche di aiutare anche voi a capire quello che sta succedendo e ad analizzare quello che succede. Poi per carità è un parere, il mio, il nostro. Fatto sta che ora no, ci troviamo di fronte al solito Zaia, permettetemi, che non vede l'ora di scaricare la colpa su Roma. Se non lo fa Roma, chiudo io. Ricordiamoci che l'ultimo DPCM, che ormai ha mesi, l'ultimo DPCM confermava la possibilità per le regioni di operare in maniera più restrittiva rispetto alle norme nazionali, ovvero le norme, e di fatto anche la regione aveva imposto al Veneto delle misure un pelino più strette rispetto a quello che prevede la zona gialla a livello nazionale. Allora, la zona gialla non scatta per volontà del governo, la zona gialla scatta per via dei numeri che la regione del Veneto fornisce al governo. Ok? Se la regione ritiene che le norme in zona gialla siano troppo leggere, dall'inizio di novembre aveva la possibilità di introdurre misure più strette, perché lo prevede il DPCM. Quindi il fatto che adesso Zaia quasi incolpi Roma e dica se non lo fa Roma chiudo io, vabbè, potevi farlo anche prima, si poteva farlo anche prima. Questa purtroppo è, questo senza nulla togliere a Zaia, però stiamo sui fatti, stiamo sui fatti. I fatti dicono che una frase di questo tipo è una frase ad effetto, è una frase che tende ad accusare Roma, ma è una frase che non ha fondamento sul piano politico, no? Prima osservazione. Seconda osservazione, dicevamo dei dati che vanno comunicati a Roma. Beh, è saltato fuori in conferenza stampa, gira sui giornali, gira sui social, lo trovavate ieri tra i commenti a un articolo mio, peraltro, che avevo messo ieri su www.amicodelpopolo.it sul fatto che in 2 settimane il numero di positivi in provincia di Belluno è aumentato del 35%. In 2 settimane 35% in più di positivi. In provincia di Belluno siamo dentro fino al collo. Va bene, un commento di una persona riportava le notizie del Corriere del Veneto, una cronaca che sta girando molto e che merita di essere conosciuta, insomma, in effetti. Cioè, l'altro giorno in conferenza stampa a Zaia è stato detto: ma com'è questa storia che qualcuno dice che i numeri dei posti letto non sono reali? E Zaia ha detto candidamente, tranquillamente, che si tratta di valori nominali che li hanno preparati i suoi tecnici, che la responsabilità non è sua, ma che il numero di posti letto in terapia intensiva che il Veneto ha non è un numero reale di posti letto. Ora, su questi numeri si basa anche la determinazione della categoria della regione, no? Se è gialla, rossa o arancio.
capite bene, insomma, che in questa situazione in cui il Veneto va malissimo, bisogna stare attenti anche poi a quello che viene titolato sui giornali. Il giornale, giustamente, il Corriere non può che riprendere la frase forte di Zaia, però questa frase forte di Zaia ci induce qualche riflessione. E ripeto, al di là delle simpatie o antipatie politiche, i fatti oggettivi: Venezia, se voleva, poteva fare di più già da molte settimane in quanto a stretta politica. E sul piano poi di questa cosa dei ricoveri mi dispiace anche perché mille volte in questa rassegna anch'io vi ho detto e ribadito che il Veneto stava bene in fascia gialla, eccetera, perché ha tanti posti letto. Quante volte l'abbiamo detta? Se adesso Zaia stesso ci dice che una buona parte di questi posti letto sono solo nominali, cioè non sono realmente fruibili, beh, allora la cosa ha una gravità che capite da soli quanto grande è, insomma. Ecco, noi non possiamo che stare a vedere, vediamo come si evolve la situazione, però insomma qui ci sono delle implicazioni anche di responsabilità che la politica, insomma, deve per forza sopportare, insomma. Allora, Tito, ecco perché tra l'altro mancano posti letto, nel senso ci sono i posti letto ma non sono gestibili perché non c'è il personale, e ne troviamo i riflessi dappertutto. Per esempio, titolo sempre di questa prima pagina: ospedali e case di riposo, mancano OS e infermieri, ormai è allarme nel bellunese. Ieri la mia collega Martina Reolon per il nostro www.amicodelpopolo.it ha fatto un approfondimento sulla situazione delle USCA, le unità che dovrebbero andare a tenere a casa propria le persone che sono in situazione di Covid non semplice, che avrebbero bisogno di un ricovero, ma si cerca di non portarli in ospedale, li si tiene a casa, no? Ecco, lì la denuncia è stata chiara da parte del medico: no, medici ce n'è per fare le cure a casa, non ci sono infermieri, ci sarebbe bisogno di infermieri. Ecco, lì stiamo parlando non di case di riposo, stiamo parlando di sanità pubblica. Ecco, questa è la situazione drammatica in cui ci troviamo. Mancano infermieri e operatori sociosanitari, ormai è allarme rosso nel bellunese, dice la prima pagina del Corriere delle Alpi. La situazione è critica sia negli ospedali che nelle case di riposo. Il punto con il presidente dell'ordine professionale Pais De Mori, che è appena stato riconfermato. Ciao Luigi, ti salutiamo anche da qui, abbiamo intervistato anche in video intervista qui nei nostri studi dell'Amico del Popolo. Però qui vorrei anche spendere una parola per dire che nonostante la situazione sia così grave, qui in provincia di Belluno, almeno per le altre parti non posso dire, insomma, abbiamo la fortuna che il nostro personale della sanità e del sociale, le case di riposo, i medici, gli infermieri, gli OS, si stanno facendo in quattro, meritano una nostra gratitudine infinita perché i turni sono massacranti, loro li sopportano e ci stanno regalando sicurezza, attenzione e quello che ci occorre, insomma, nonostante le carenze sono quelle che dicevamo. Questo non deve confortare rispetto alla necessità di arrivare a dei provvedimenti, però un po' ci tira sul morale e abbiamo un debito di gratitudine verso queste persone che operano in questo senso. L'analisi, in regione mortalità, cioè quanto si muore nel Veneto, la mortalità è aumentata del 50%. Questi sono i numeri. Ok, chi dice, ma il numero dei morti totale alla fine non è mica cambiato. Non è vero, tutte bugie, tutte fake quelle che vi dicono, che trovate su Facebook. Ha destato scalpore l'affermazione del presidente dell'Istat, l'Istituto di Statistica. Nel 2020 il numero di decessi in Italia supererà quelli del 1944. Cosa è successo nel 1944? Vi ricordate cosa c'era nel 1944? Bene, quest'anno il numero dei decessi supererà quelli del 44. E qui non aggiungo commenti. Il titolo sotto è un corsivo, un editoriale: è una strage, serve un atto di coraggio. Il Covid si sta portando via molti nostri vecchi, coloro che hanno fatto prospero il Veneto di fine Novecento e di cui noi stiamo godendo i frutti. La foto centrale è legata a questo titolo che vi sto mostrando in questo momento. Amici della radio, io vi descrivo la prima pagina come al solito, poi voi magari, se volete, andate a vederla sui social. L'Amico del Popolo lo trovate su Facebook, su YouTube, e se
questa nostra rassegna vi è utile, se vi sembra importante, interessante, metteteci un like, condividetela anche, per noi è molto importante avere il vostro riscontro. Se avete un commento, se volete dirmi che sono stato troppo duro contro Zaia, che sono stato troppo, che ho sbagliato qualcosa, sono solo graditi i commenti, quindi scriveteci, scrivete sui nostri social a commento di questa rassegna. Maxi progetto di Luxottica per ripristinare i boschi di Vaia. Allora questa è la foto di prima pagina, si vede una persona con in mano una serie di piantine, andremo poi a vedere sfogliando il giornale, pagina 17, di che cosa si tratta. Metalmeccanico, Lepta, Costan, Clivet e Idro, scusatemi, molte aziende assumono, queste sono le buone notizie, già ieri ne vedevamo traccia. Se riusciamo a comportarci bene e a cercare di arginare con le nostre forze il coronavirus, perché ormai stiamo prendendo atto che la politica non ce la fa, la politica ci dà informazioni contraddittorie e in linea generale non ha saputo gestire questa seconda ondata. Ormai possiamo dirlo, i numeri disastrosi del Veneto e di Belluno non possono che farci dire con dolore che la politica non ce l'ha fatta, non c'è riuscita. Allora difendiamoci noi, mascherine, laviamoci le mani e cerchiamo di uscire da questa situazione veramente tragica, potenzialmente molto più tragica di quello che è stata finora, perché l'economia avrebbe voglia di correre. Il settore metalmeccanico tiene bene in provincia, dice la prima pagina del Corriere delle Alpi, anzi cresce anche nelle assunzioni, pur se a termine. Incertezze invece per la CC di Mel. Veneto Strade, non abbiamo solo il Covid, abbiamo anche il maltempo. Dopo la frana che c'è stata in Zoldo, la frase di Veneto Strade è questa: riapriremo la Val di Zoldo per la vigilia. L'amministratore Vernizzi non nasconde però le difficoltà, riapriremo a senso unico, alternato a fine gennaio le due corsie. Dunque ci rendiamo conto, stiamo parlando di una vallata intera, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, che è appesa al mondo attraverso solo una strada. Quella strada è stata bloccata da una frana e ci vogliono settimane per pensare di mesi per pensare di ritornare alle due corsie, bloccando un'intera vallata che avrà solo l'alternativa dei passi adesso carichi di neve. Questa è la situazione della provincia di Belluno. Poi vogliamo parlare di spopolamento? Livinallongo, valanga cade in paese, un'auto distrutta dalla neve, paura all'alba per una valanga sulla regionale 48 in centro a Pieve di Livinallongo, una massa di neve cade da un tetto centrando un'auto in transito. Purtroppo non è stata solo questo, la valanga che è venuta giù, altro che da un tetto, è venuta giù dal versante dove c'è il cimitero, ha invaso la strada e ha anche preso il parcheggio che sta di fronte. La valanga aveva un fronte di 60 metri, l'abbiamo scritto ieri sull'Amico del Popolo, e un'altezza massima di 3 metri in certi punti. Alle 6:30 è dovuto intervenire il soccorso alpino ieri mattina col buio alle 6:30 per cercare con le sonde di capire se qualche persona poteva essere stata coinvolta. Per fortuna è caduta presto, nessuna auto è stata presa, però rendiamoci conto, stiamo parlando della strada ex statale che è stata invasa da questa valanga su un versante dove così a occhio forse non c'entrano i danni di Vaia, a dir la verità. La Zecca celebra i mondiali, moneta da 5 euro in omaggio a Cortina 2021. I mondiali di Cortina avranno la loro moneta speciale. Il direttore generale del Tesoro ha infatti disposto l'emissione di una moneta d'argento da 5 euro dedicata ai campionati del mondo di sci alpino 2021 che si terranno a Cortina d'Ampezzo dal 7 al 21 febbraio. Sono quelle cose da collezionisti che poi restano nei decenni e che diventano appunto un oggetto poi di ricordo di quello che è stato. Tuttora abbiamo gadget in giro noi della provincia di Belluno delle Olimpiadi del 56 di Cortina. Sarà così anche per il prossimo evento internazionale del 2026. Dunque andiamo avanti verso il mini lockdown delle feste, bar e negozi, serrande giù per 8 giorni. Ecco, qui che sia mini o maxi lockdown dipenderà anche dalle scelte che vorrà fare il nostro presidente della regione Luca Zaia, come dicevamo prima, perché se da noi la situazione è più grave, fosse anche solo in provincia di Belluno, ieri il presidente della provincia nostro Roberto Padrina ha cominciato a dire: guardate che forse è meglio che chiudiamo per Natale piuttosto che trascinarla lunga. Facciamoci sto lockdown, mettiamoci a posto e dopo, perché sennò trascinarla lunga vuol dire che blocchiamo tutto, vuol dire che blocchiamo l'economia, blocchiamo le nostre attività, ma soprattutto vedremo ancora tanti morti. E quindi la decisione, ripeto, sta alla regione. Se il governo dovesse decidere una linea morbida, ma si ritiene che qui vada adottata una politica più dura,
sappiamo che c'è una persona, nome e cognome Luca Zaia, che può farlo, può adottare misure più strette. Quindi insomma speriamo che la valutazione sia responsabile da parte del presidente della regione, visti i numeri, visto quello che realmente sta succedendo e visti i posti letto che concretamente abbiamo e non quelli nominali di cui abbiamo scoperto appunto solo l'altro giorno per dichiarazione di Zaia stesso, stuzzicato dal sindacato dei medici dell'ANAO. Sono stati i medici a tirar fuori la questione del sindacato ANAO, i medici che hanno tirato fuori la questione e hanno smascherato insomma questa vicenda dei posti che ci sono, posti letto, ma che di fatto non sarebbero utilizzabili perché mancano medici anestesisti in grado di e infermieri in grado poi di gestirli. Allora, i vaccini, ecco le dosi, regioni in ritardo, il Lazio schiera quasi 500 medici, le Marche appena 5, Arcuri stoppa le critiche, stiamo lavorando, il Veneto ovviamente ha detto di essere pronto, la svolta di Zaia, subito la stretta, Roma decida oppure lo farò io. Vediamo insomma se alle parole seguiranno i fatti. Il governatore, servono restrizioni o gennaio sarà un incubo, ribadita la richiesta di ristori alle attività economiche colpite. La CGIL giustamente e inevitabilmente dice era ora, noi sempre inascoltati. Sanità, prorogati i direttori generali, 2 mesi supplementari per tutti, poi le nomine e il rinnovo limitato a manager avviati alla quiescenza. Quindi Adriano Rasi Caldogno resta al vertice dell'ULSS 1 Dolomiti, non ci sarà l'avvicendamento che doveva essere nei tempi. I posti letto occupati al 70%, pressing sulle rianimazioni, poi ci si chiede ma il 30% di posti liberi c'è o non c'è? Insomma, capite che non sono argomenti di poco conto. Insomma, mortalità, lo scenario drammatico del 1944 e il Veneto che conta 85 vittime al giorno. Ieri c'è stato un altro record da parte della regione Veneto, il record purtroppo tristissimo di persone, nomi e cognomi morti. Mancano infermieri OSS. È allarme rosso, situazione critica nelle RSA e negli ospedali, il presidente dell'ordine professionale, il sistema così rischia di implodere. Luigi Pais de Mori, che è stato rieletto presidente dell'ordine degli infermieri, è una persona molto stimata, di equilibrio, che se arriva a fare queste affermazioni vuol dire che siamo veramente messi malino. Oltre 2000 pazienti in carico alle unità speciali territoriali, le USCA, 2000 pazienti che hanno bisogno, possono restare a casa, non andare in ospedale, ma che hanno bisogno di assistenza medica e possibilmente infermieristica a casa loro. Quindi questo la dice lunga sulla situazione in cui ci troviamo. Rianimazione, salgono i degenti, sono 241 i nuovi casi di Covid registrati in provincia di Belluno. A Taibon scoppia un importante focolaio, oltre 50 gli ospiti infetti, la metà degli anziani presenti, parliamo della casa di riposo. Primi contagi si registrano anche nella casa di riposo di Sedico. Purtroppo quando il virus arriva nella casa di riposo, l'abbiamo visto nella prima ondata, non è che porti cose buone, perché la popolazione anziana è la più vulnerabile. Ospedali, i sindaci, ospedale di Agordo, i sindaci preoccupati del futuro, dunque andiamo avanti. Padrin, sì a regole più restrittive a Natale, ve l'avevo annunciato prima, quindi non vi leggo oltre, leggo solo il sommario. Il presidente della provincia chiede al governo che arrivino subito gli indennizi per il settore alberghiero e del commercio, ma con gli indennizi forse è meglio chiudere a Natale per poter poi riprendere più sereni, perché in questo momento la provincia di Belluno ha veramente grossissime difficoltà. Noi andiamo avanti sulle pagine nazionali che ci interessano un po' meno in questa rassegna che è molto dedicata al locale. Andiamo a vedere la pagina 16 e 17, che poi è quella che vi dicevo, 17 a dire la verità, che è quella che riguarda l'impegno per l'ambiente di Luxottica. Qui vedete le fotografie, vedete anche il volto sempre serio di Leonardo Del Vecchio, il patron di Luxottica, il presidente del Vecchio. Luxottica cura la ferita Vaia, ad
ad Agordo, maxi progetto per il ripristino boschivo. Il gruppo di Del Vecchio in azione su un'area di 30 ettari vicini alla propria sede, recupero di 15.000 tronchi abbattuti e poi piantumazione di 2.000 nuovi alberi. Ecco, Luxottica lascia un segno anche sull'ambiente intorno a sé. Belluno Metalmeccanico, il comparto sta tenendo. Questa è una bellissima notizia. Speriamo di continuare ad avere notizie buone così. Molte le aziende che stanno assumendo, alla Epta Costan, sono entrati oltre 150 nuovi addetti, bene anche la Clivet. Ora ricordiamoci quello che si diceva, cos'era, venerdì scorso al convegno Welfare Dolomiti sullo spopolamento. Le classi demografiche però ci dicono già che tra 10 anni non avremo più popolazione da impiegare nelle nostre industrie. Se non riusciamo a invertire la tendenza allo spopolamento, le industrie che adesso assumono e trovano in qualche modo persone disponibili a entrare al lavoro, tra 10 anni non troveranno più in provincia di Belluno personale da assumere. Questo porrà un problema che la CGIL da adesso definisce una catastrofe, perché sarà il preludio all'uscita dal nostro territorio delle industrie che non troveranno personale. Bisogna che riusciamo a invertire la tendenza. Bisogna che impariamo ad essere anche aperti alle persone che possono venire a risiedere qui da noi, perché abbiamo bisogno di loro. Padrin, il controllo delle dighe deve restare sul territorio. Secondo il presidente della provincia, proprio l'emergenza recente del maltempo dimostra come il presidio locale sulle reti elettriche sia fondamentale. Colletta alimentare, donate 70 tonnellate di generi alimentari, e questa è la generosità bellunese che è molto bello riscontrare e di cui è molto bello leggere, insomma, i numeri poi di resoconto. C'è un enorme inserto sui regali, poi si passa a pagina 21 del Corriere delle Alpi, politiche giovanili, 4 progetti contro il disagio tra film e web radio, la pellicola di Feregutti, Aspettando domani, la più votata, seguono Consulta, un progetto comunale, e Solidarity on Air. Noi andiamo avanti, ma salutiamo Franco Chemello, che vediamo qui, che è l'inventore di scuole in rete, questa incredibile realtà che abbiamo solo in provincia di Belluno e che coinvolge i giovani anche dopo che hanno finito le scuole e li aiuta a maturare in senso civico, diciamo, no? E in consapevolezza. È una cosa veramente bella quella che Franco Chemello ha messo in piedi e che i ragazzi portano avanti. L'Unione Montana, parliamo della Belluno Ponte, all'opera sulle strade e nei boschi, Terna in campo con 177 uomini nell'emergenza, il Natale 2020 degli studenti, pensieri lasciati nei negozi dall'Istituto Da Vinci, scuola aperta al Calvi sabato e il 17 gennaio, Feltre, rifiuti, in consiglio l'atto conclusivo per l'ingresso nella Bellunum, la perizia dei beni da conferire sfiora i 2 milioni di euro, la società inizierà la raccolta con l'anno nuovo, così come Valpe si è espansa in Agordino. Bellunum, la società nata dal comune di Belluno, approderebbe a Feltre. Sembra che ormai le cose, i giochi siano fatti. Dal palio 4 alberi decorati con i simboli di quartieri e sbandieratori, un nuovo bando e cifre più alte per i buoni spesa, la crisi economica causata dall'emergenza Covid, noi andiamo avanti ancora con questi titoli, tutti i guai dei sindaci, Siparietto, Badole, Vieceli, a San Gregorio nelle Alpi accade ciò, Val di Zoldo, Veneto Strade, al lavoro, riapriremo la 251. Allora, la 251, ricordiamoci, è una ex strada statale, è la strada che collega tutta la valle. Guardate nella foto come è messa, amici della radio, si vede hanno tolto la frana, ma metà della strada non c'è più, la metà verso lo strapiombo, lì è tutto da ricostruire, è per questo che ci vorranno tempi lunghi. Andiamo a vedere, il rifugio Pian dei Fiacconi sarà demolito, la valanga che ha preso in pieno il rifugio sulla parte trentina del ghiacciaio della Marmolada, valanga nel cuore del paese, Grones, boati ovunque, ci credo, perché i versanti del comune di Villalongo sono quasi verticali, la vertical, no? Dove la si fa sul Col di Lana, ecco, e purtroppo adesso non ci sono neanche gli alberi a trattenere, quindi viene giù di tutto. C'è la foto di questa grande valanga che ieri appunto è venuta giù, entrando alle Vinallongo, vedete sulla sinistra il parcheggio che c'è prima del curvone del ponte, la moneta da 5 euro, e andiamo avanti, un fiume nero come la pece nel Rudan,
parliamo di Peaio, quindi siamo sempre in Val del Boite, paura nel buio a Peaio, nell'alveo fango, terra e alcune piante, Belfi, dobbiamo capire da dove arriva la nuova colata. Tenete conto che lì sono appena stati fatti lavori importantissimi da parte della regione per evitare i danni che quel Rudan fa e fa paura alla gente. Infatti l'incubo dei residenti, una notte di paura, è l'altro titolo. Allora, nella leggendaria biblioteca del notaio triestino, i versi giovanili che Zanzotto aveva rinnegato è l'apertura del fascicolo, della parte insomma del giornale che è dedicata a cultura e società. A noi purtroppo, perché bisognerebbe dedicare più tempo a cultura, passiamo alla prima del Gazzettino Nazionale, giusto per dare una sfogliata veloce. E vediamo il titolo: Feste, blocchi a singhiozzo, governo diviso, l'ipotesi dalla vigilia al 3, tutta Italia rossa, ma gialli il 28, 29 e 30, quindi diventiamo pazzi a forza di modifiche a scatti. Il prossimo fine settimana dovrebbe essere libero, Zaia, ristori, il governo ha garantito, posso dire? Non si capisce più niente. Vaccini, sarà una partenza simbolica, dice il Gazzettino in prima pagina. Sapete perché simbolica? Perché il piano di Massa arriverà di fatto solo a primavera. Adesso si vuol far vedere che è tutto sotto controllo, che il vaccino arriva subito, invece arriverà a primavera. Quindi o ci difendiamo da noi in queste settimane che sono drammatiche, oppure finirà male. Noi non possiamo dire adesso basta resistere ancora un po', tanto adesso arriva il vaccino. Sentite, in Veneto arriveranno 164.000 dosi. Sapete quanti siamo noi veneti? Siamo 5 milioni. 164.000 dosi. Noi siamo pronti, dice il Veneto. Vabbè, speriamo. Le vaccinazioni, come dichiarato dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, inizieranno nei primi giorni di gennaio con l'inizio della fase di massa a primavera, ma senza che vi sia ancora una data precisa. Pochissimi, a dire il vero, riceveranno però il siero entro fine anno. L'Italia si è infatti accodata al Vaccine Day europeo, una giornata che dovrebbe portare a meno di 10.000 vaccinazioni nella penisola, meno di 10.000, una quota simbolica come l'ha definita il ministro Speranza. Al Veneto saranno poi destinate, come dicevamo dal titolo, 164.000 dosi. Siamo pronti, ha detto Zaia, speriamo bene, aggiungo io. Positivi gli unici 2 medici, la Val di Zoldo resta isolata anche da questo. Dopo le frane, il Covid, Val di Zoldo si trova così semi-isolata, senza medici di base, entrambi ammalati, gli stessi che dopo le frane e le nevicate dei giorni scorsi, quando la valle era irraggiungibile, avevano tenuto aperto l'ambulatorio. Questa è la situazione delle nostre montagne. Altro che qualità della vita. Treviso, malore al corso preparto, muoiono mamma e bimbo. È una notizia di carattere generale che è comunque drammatica e l'abbiamo letta in questa prima pagina del Gazzettino, dove la fotografia è spaventosa. Vi leggo il titolo, amici della radio: celle piene in ospedale, le salme nel container. Il container per le salme davanti all'ospedale di Legnago, le cui celle frigorifere sono piene. Siamo arrivati a questo punto, siamo arrivati al punto che si preparano a mettere negli ospedali più carichi di questo dramma le salme dentro i container. Questa è la situazione drammatica del coronavirus nel Veneto, regione in questo momento con il rapporto più alto tra numero di contagiati e popolazione residente, ma soprattutto con le curve. Siamo gli unici insieme al Trentino, che non fa bene, in cui le curve non calano e la situazione sembra peggiorare di giorno in giorno nella nostra regione. Un container per i morti, dice il titolo su questo, pagina 9. Vogliamo la zona rossa. Le celle frigorifere dell'ospedale di Legnago sono piene, i cadaveri in un cassone esterno. Record di contagi in provincia. I sindacati scrivono a Conte: qui serve il lockdown. Queste sono le notizie che veramente fa male anche leggervi, perché capite insomma la misura della gravità della situazione. Ho praticamente finito con questa rassegna perché tempo non ne ho più, quindi vi faccio vedere quali sono i titoli della prima pagina del Gazzettino di Belluno. Eccoli qui: aumentano i funerali, il 50% in più. Le imprese funebri hanno registrato nel 2020 una crescita eccezionale rispetto all'anno scorso, e non solo per il Covid. Ieri altri 241, non solo per il Covid. Cosa vuol dire? Che sono morte più persone del solito anche delle altre malattie, al di là che ci si dica chiunque abbia bisogno di un letto dell'ospedale lo troverà sempre. Ci sono più morti anche per le altre malattie.
Ieri altri 241 contagiati, 2 vittime, la provincia peggiore d'Italia nella classifica degli infetti per 100.000 abitanti. Ve l'ho appena detto, lo trovate anche sul Gazzettino. Comprateli i nostri giornali, Corriere delle Alpi, Gazzettino, abbonatevi all'Amico del Popolo. Solo se ci comprate riusciamo a darvi queste informazioni e a darvele anche nel modo migliore possibile. Positiva il giorno prima del parto, poi nasce Esther, la bella notizia, le epigrafi raddoppiano nelle bacheche. Questa è una fotografia che vediamo tutti, insomma, quando passiamo davanti alle bacheche. Ormai non c'è più posto, insomma, segno di cosa sta combinando il coronavirus, alla faccia di quello che i negazionisti, di quello che i medici troppo leggeri ci hanno detto per tutta l'estate, e noi ci siamo anche cascati perché ci siamo fidati di loro. Purtroppo la situazione è questa, e va anche detto la gravità di tutto questo. Funerali, aumento eccezionale. Mi fermo con questo titolo, non è stata una gran rassegna, diciamoci la verità, visto le notizie che ho dovuto darvi. Vi auguro una buona giornata, mi raccomando, stiamo attenti, proteggiamoci da noi. Ciao a tutti, buona giornata, grazie.